Vittime scelte a caso durante l'uscita da scuola degli studenti, quando in zona stazione delle Corriere a Treviso regnava il caos. Ed è proprio grazie alla confusione e alla ressa in via Roma che la baby gang agiva. In manetta è finito un 17enne trevigiano, un baby boss a capo di un gruppetto di aggressori. Il giudice del Tribunale per i minori di Venezia ha firmato nei confronti del giovane un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla polizia il 3 maggio scorso. Il minore studente, come le sue vittime, era già gravato da un avviso orale con cui il questore lo aveva ammonito. Il 17enne, residente in provincia, lo scorso 9 febbraio, assieme alla sua baby gang, ha messo a segno 4 rapine nell'arco di una sola mezz'ora. Ai nostri microfoni il giorno dopo a raccontarci uno dei colpi, uno studente. C'è stata un'aggressione qui sul tunnel che porta alla stazione delle Corriere. È stato aggredito un ragazzino e derubato delle cuffiette del telefonino. Approfittando della confusione, la baby gang accerchiava la vittima, la malmenava e la minacciava facendo pensare di avere un coltello, anche se non è stato chiarito se effettivamente il 17enne avesse una lama in tasca o meno. Poi si faceva consegnare il denaro, portafogli, collanine in oro, cellulari e AirPods. In un caso l'aggressore ha tirato una testata sul naso alla vittima, provocandole la frattura del setto nasale con prognosi di 30 giorni. Gli studenti accerchiati e rapinati dalla baby gang sono tra i 15 e i 18 anni ed hanno presentato denuncia. Ad incastrare il 17enne le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze. Ora è caccia ai complici ancora non identificati. Non sono bravate, ma veri e propri crimini, spiega l'assessore Tessarolo. Stiamo parlando di reati. Ecco, oggi è il caso che i ragazzi capiscano bene intanto, come in questo caso qui, che a ridosso della maggiore età le responsabilità cambiano. Non a caso è uscito il decreto del Tribunale dei minori e il ragazzo è stato portato in carcere. E poi non parliamo di bravate, non parliamo di disagio, parliamo di veri e propri reati. E quindi al reato si risponde ovviamente con quello che è il codice penale. Continuano le indagini della polizia per verificare se il 17enne abbia agito in passato, mettendo a segno altre rapine analoghe.